Diego Tamani, un nostro ex studente, ci tengo a precisarlo, all'inizio dell'anno scolastico ci ha proposto appunto questo progetto. Abbiamo pensato che anche in relazione al fatto che da noi c'è un corso multimediale, la cosa risultava decisamente interessante. L'altra cosa interessante era il fatto di poter poi lavorare anche con altri ragazzi con età diverse. Tutto questo ci ha permesso poi di elaborare una serie di sceneggiature che poi sono servite per lo spettacolo che si andrà a vedere questa sera. Abbiamo pensato, per dare la possibilità un po' a tutti i ragazzi che hanno partecipato, sia del nostro liceo che delle medie, abbiamo pensato appunto di elaborare anche un secondo spettacolo di carattere teatrale e musicale. Cos'è che dovevi dirmi prima? Ti ricordi Gianni, il pittore che ho conosciuto in chat? Ah sì, vi eravate anche incontrati? Sì, è vero. Ci sentiamo quasi tutti i giorni. Tutti i giorni? E cosa vi dite? Forse dovresti smetterla. Perché dovrei smetterla? Mi trovo bene a parlare con lui. Molte volte mi capita di alzarmi al mattino e non sapere chi sono o quello che sto facendo. Poi inizio a dipingere e vengo assalita da 1000 emozioni. Quello che provo lo trasmetto al dipinto. I temi che si sono affrontati sono temi estremamente importanti perché sono proprio i disagi giovanili, quindi i comportamenti poi che hanno questi adolescenti sia in famiglia sia tra di loro. Devo dire che i ragazzi hanno risposto in modo veramente incredibile, dando il meglio di sé e cercando proprio di mettersi in gioco. I suoi pensieri tornavano sempre lì, credendo ormai di averla già conquistata. Film School è una nuova realtà mantovana, è una scuola di cinema e di filmmaking. In settembre comincerà un nuovo laboratorio che sarà molto pratico, sarà incentrato sulla realizzazione di prodotti audiovisivi e nella fattispecie in questa occasione ha collaborato con l'Istituto Comprensivo di Roncoferraro e con l'Istituto Giulio Romano di Mantova nella realizzazione di questo cortometraggio dal titolo Riscatto, che ha come argomento principale la rabbia. Le riprese sono durate all'incirca un mese e si sono svolte sia a scuola che in abitazioni private, quindi insomma ci siamo anche mossi abbastanza nella ricerca di location adeguate. E stasera vedremo il risultato, comunque noi siamo molto soddisfatti. Sono stati selezionati per l'esposizione che ci sarà a partire dal prossimo mese. Sono fiero di te.